La torre della ricerca della città della Speranza dorme una necropoli romana del I secolo d.C. Vediamo il servizio. Sembrava un ostacolo, invece era un'urna cineraria. 2 mesi fa, sotto ad un freddo pungente, le ruspe che in area CNR, tra via della ricerca scientifica e Corso Stati Uniti, stavano scavando per una condotta fognaria della torre della ricerca, scoprono una piccolissima parte di una necropoli romana del I secolo d.C., quando imperatore era Tiberio. Forse adiacente ad una villa rustica, di certo vicina ad una strada, lungo la via Annia, che passava anche di lì. La città dei morti, questo infatti significa necropoli, sub urbe, fuori dalla città. Questa sì che è una scoperta. Significa infatti che per la Patavium romana le mura erano cintura e non limite. Attorno al centro c'era dunque un'area centuriata, ovvero divisa per campi e acquitrini. 5 le tombe scovate in 2 metri quadrati, ad 1,5 metri di profondità. Immediato fu l'alt ai lavori. La sepoltura è fatta in modo tale da che un'anfora segata, quindi riutilizzata, l'anfora è un contenitore da trasporto, normalmente viene inserita, viene tagliata, sepolta e vengono inserite le ceneri combuste della persona defunta con un coperchio che le ricopre. Questo è il tipo di rituale tipico dell'epoca che abbiamo trovato anche in altre aree urbane della città, cioè all'interno della città. L'archeologia allora da una parte e la scienza dall'altra. Sembra un braccio di ferro a questo punto, ma in realtà non è così. I lavori su quel lotto della torre della ricerca continueranno, ma sotto supervisione costante di un archeologo. La stradina che vedete dalle foto è già stata ricoperta, ma se le ruspe dovessero inciampare ancora una volta sarà un altro alt. I reperti ritrovati sono urne cinerarie con vasellame da mensa, contenitori in terracotta per le offerte alimentari all'aldilà, insieme alle monetine per Caronte, oboli e amuleti insieme per il viaggio in barca tra le tenebre e boccette di vetro con oli e balsami da spargere sulle ceneri del morto e anche sui vivi. Tombe senza nome, tranne quella con una conchiglia, un simbolo, l'antica trousse di trucchi di una defunta. Per Padova è un passato che ritorna. E potremmo dire che già allora, quella che era la suburbia, siamo a Camì, dava l'idea di una città molto grande, di una città, potremmo dire, metropolitana, oggi in senso, come dire, moderno. I reperti archeologici riportati alla luce sono ora in custodia della soprintendenza e presto saranno esposti ai musei civici degli Eremitani. If I could, I surely would.